Non è facile incontrare e avere questa grande opportunità di conoscere 29 sindaci, tutti animati dallo stesso desiderio di lavorare per il territorio, per cercare di rivitalizzarlo e soprattutto tutto questo avviene volendo aggregare le popolazioni di questo grande territorio intorno a un elemento importante, l'elemento identitario che è l'acqua. È da qui che nasce appunto il logo e la denominazione delle terre dell'acqua, perché l'acqua è stato un elemento determinante che ha dato la vita e ha favorito lo sviluppo economico di questi territori, e l'acqua continuerà ad essere l'elemento che unirà le popolazioni nello sviluppo di questo grande progetto di rinascita da tutti i punti di vista. Ovviamente il manifesto pone per ora solamente dei principi a cui ispirare questo grande piano strategico. Ora si inizierà a lavorare sempre in piena, totale sintonia con le popolazioni per avviare questo grande processo di rivitalizzazione territoriale. È un bel esempio intanto di come le nostre istituzioni, i nostri comuni, in particolar modo nel territorio della Marca Trevigiana, abbiano saputo fare squadra e ritrovarsi attorno a un tema importante. Il tema delle acque è un tema assolutamente fondamentale, di carattere identitario, storico, culturale, che lega non solo l'area pedemontana trevigiana ma tutto il Veneto e le proprie comunità alle proprie acque, ai propri fiumi, al proprio mare, e attorno a questo si è costruito un progetto interessante di sviluppo sostenibile del territorio, di promozione e valorizzazione del territorio. Noi cercheremo di sostenerlo anche dando il nostro apporto per quanto riguarda le competenze regionali in termini di coordinamento di tutta questa realtà importante che si sta muovendo. Direi che questa è una direzione giusta, è una visione importante anche con uno sguardo aperto a un futuro, a un nuovo modello di sviluppo sostenibile dei nostri territori. È proprio una giornata storica perché per la prima volta un manifesto di questa importanza che tratta il tema dell'acqua, del cambiamento climatico e della valorizzazione del territorio viene firmato da un consesso così grande di sindaci in tutta Italia. È il segnale che questo territorio, oltre alle economie già esistenti, sta pensando anche di modelli di sviluppo diverso, dove soprattutto l'acqua viene messa al centro e vengono messe al centro quelle fasce culturali che fino ad oggi non hanno trovato magari dello spazio. Possiamo farlo con l'eccellenza dei nostri prodotti, con l'eccellenza dei nostri luoghi, con la peculiarità dei nostri comuni, e ciò che mi rende orgoglioso è la risposta di questi 29 comuni e delle istituzioni rispetto a questa idea. È una giornata veramente storica, come è stato detto oggi è la prima realtà a livello nazionale per questo tema e per i numeri di aggregazione dei 29 comuni e 220.000 residenti. Il Consorzio Bimpiave si è da subito fatto coinvolgere in questo progetto fin dalla sua ideazione, per il fatto che il Consorzio Bimpiave di Treviso, che si è costituito nel 1956 affinché quelle ditte che producono energia idroelettrica attraverso i fiumi dei nostri territori lasciassero ai territori stessi delle somme economiche. Ecco, queste somme sotto forma di sovracanoni per atto costitutivo del Consorzio BIM dovevano e devono essere impegnate per il progresso economico e sociale delle nostre comunità.